E Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, grazie molto. Buonasera a tutti. Lei trova che ecco, Bossi e tutti gli altri leader della Lega sono stati espressione di Milano a partire da Salvini, e la Lega qui è stata sempre un po' tenuta al palo, no? Io faccio un po' di storicità, direttore. Sì. Fin dai primi ricordi, fin dai primi momenti in cui nel 1993, ripeto, ero iscritto alla Lega Nord. Nel 1994 fui candidato sindaco in un paese della Riviera del Brenta, da dove provengo. E lì a quell'epoca ci voleva coraggio per correre come leghista. Un coraggio che lui dava a tutti quanti, anche perché veniva ritenuto grezzo in certe affermazioni o in certi comportamenti. E lui, pensate che anni e anni prima invece aveva previsto economicamente quello che sarebbe successo con tutte le merci cinesi. Lui aveva sempre detto che le merci cinesi avrebbero invaso l'Europa, avrebbero invaso l'Italia. Effettivamente aveva visto lontano, perché sembrava fosse una persona qualunque, una persona che aveva inventato un partito che voleva solo e esclusivamente la secessione per fare rumore, per fare qualcosa di diverso. Invece aveva un naso e un fiuto per determinate cose che effettivamente ancora adesso invidio, perché è lui che ci ha insegnato tantissima politica e come fare determinata politica. Era un uomo che credeva in quello che faceva e che non serviva che utilizzasse assolutamente bugie, perché gli veniva tutto fuori dal cuore, perché credeva nella potenzialità del Nord, in quello che il Nord poteva dare, ed era l'unico che in quel periodo cercava di combattere per dare alle aziende, agli imprenditori del Nord un qualcosa di completamente diverso, visto che anche adesso, ormai in questo periodo, ci risucchiano ancora il sangue direttamente a Roma, e logicamente questa cosa è rimasta, anzi purtroppo si è incrementata. È stato un periodo bellissimo per la politica, è stato un periodo bellissimo perché avevamo un uomo che combatteva e tutti credevano, e la Lega Nord è cresciuta nel tempo proprio per il valore che aveva dato Umberto Bossi. Voi pensate la tristezza per me questa sera, che dopo aver appartenuto 21-22 anni alla Lega Nord, logicamente me ne sono andato nell'epoca in cui è arrivato Salvini, e che secondo me è colui che ha rovinato completamente la Lega Nord. Pensare che questa sera chi l'ha fondata, chi aveva le idee chiare sulla Lega e chi poteva esserci ancora in questo momento e avrebbe portato a casa risultati eclatanti, secondo me non averlo più è logicamente un dolore profondo, per cui mi fermo qui. Grazie Pizzolato. Per il no c'è Paolo Pizzolato, poi torniamo da Mario Adinolfi. Prego, sì. Pizzolato. Allora volevo dire, direttore, non sono per il no, mi raccomando. È una cosa... così avevo capito. Allora non sono per il no, ecco, volevo proprio esprimere questa cosa. Allora qua io, Galeano e Benvenu siamo in minoranza. No, non siete in minoranza. Adesso ascoltate un attimo che il mio intervento, poi capirete perché. Non avevo niente contro di lei, constatavo. Domenica e lunedì, quando la gente andrà a votare, secondo me, povera opinione di un povero ignorante, non avrà ancora capito cosa andrà a votare, perché dovrà essere influenzata da chi parla per il sì, da chi parla per il no, dai convegni a cui è assistito, dai convegni a cui non ha assistito. Io ne ho visto uno o due e ho visto delle cose scrivere anche sui media, sui social, eccetera, eccetera, che sono sinceramente aberranti. Io mi sto tenendo dentro la mia opinione, non so nemmeno se domenica o lunedì andrò a votare, per cui faccio da imparziale in questo momento. Però c'è anche un gruppo di persone in Italia che sta dicendo questa cosa in questo momento, e io sono uno di quelle. Scusate, sta accadendo una cosa che non è mai accaduta in Italia. Premesso il 50% da una parte, il 50% per l'altra, poi vedremo le votazioni come andranno e quale sarà la percentuale. Ma c'è un tipo di casistica che non si riesce di capire. Primo, il governo è il primo nella storia d'Italia che indice un referendum quando non è mai accaduta una cosa del genere. Perché il referendum è sempre partito dalla popolazione o da qualche partito politico. Parte questa cosa da un governo che ha tanta fretta e non si capisce del perché di questa fretta. Questa fretta è determinata anche dal fatto di mettere in campo un referendum che vada a cambiare 7 articoli della Costituzione senza quorum. Una cosa mai capitata, mai successa. Per cui, cos'è tutta questa fretta? Così, come siamo in par condicio, sì. O si è per il sì o si è per il no. Adesso le dico, se no ci sbilanciamo. Nel momento in cui io mi accorgo che all'interno del Parlamento, all'interno del governo ci sono un sacco di indagati tipo la Santa Che, logicamente resto amareggiato del fatto che il sì voglia assolutamente pensare di poter cambiare completamente tutto quanto. Per cui la mia opinione personale, pur non ricordando, non volendo ancora influire qualcuno, perché non so ancora se andrò a votare, è logicamente che se le cose stassero così con il no, a me andrebbe nettamente meglio, perché la gente non ha ancora capito. Ecco perché dicevo che volevo esprimere un'opinione personale che non era garantista né dell'una o dell'altra cosa, perché sono più favorevole al no in questo momento che no al sì.
perché non capisco il perché di questa fretta e il perché a ottobre sia partito il referendum per la magistratura e si sia trasformato nel corso di 2 mesi su un referendum per la giustizia, dove, come ho già avuto l'occasione di dirlo circa 2 settimane fa, per la giustizia non cambia nulla, i tempi restano gli stessi, il numero dei dipendenti resta lo stesso, i giudici restano gli stessi e le sanzioni e quello che succederà resta lo stesso. Per cui dico, perché c'è così tanta fretta da cambiare? Cosa c'è dietro? Cosa c'è sulla Santanchè che riesce a dominare il governo e non è ancora andata a casa? Ecco perché non sono convinto di poter votare sì. Per questo motivo, perché dietro c'è qualcosa che non riusciamo a capire, c'è tutta questa fretta per concludere questo referendum e logicamente è una cosa che lascia un po' stupefatto al sottoscritto, ma anche a tanti altri, perché non siamo tutti per il sì e tutti per il no. C'è anche gente logicamente che è garantista di quello che è il passato, il trascorso, per cui logicamente voterà no, proprio perché non riesce a capire quale sia il motivo per cui bisogna andare a votare sì. No, perché questa è l'accusa che è stata fatta al governo, quella di avere una magistratura subordinata. Perché Nordio è tanto cambiato quando è andato a Roma. Non è più quello di prima, non è più il magistrato coerente, il magistrato che pensava in una determinata maniera, per cui dire questa cosa è una battuta che può far bene al pubblico, può far bene ai cittadini, ma lui è tanto cambiato quando logicamente è andato al governo, è diventato ministro e sta seguendo proprio questa cosa. Perché se lui avesse fatto il bene della magistratura come l'ha sempre fatto, come l'ha detto lui, non sarebbe stato quello che ha promosso una nuova legge che ti dice che 5 giorni prima di essere arrestato vieni avvisato. Non avrebbe fatto una riforma che ti dice che 2 giorni prima che ti perquisiscano la casa vieni avvisato, che è una cosa assolutamente banale. Non avrebbe partecipato anche lui a costruire il canile in Albania, 1,5 miliardi in 3 anni, dove non riusciamo a portare nessuno perché dall'Albania nessuno può essere rimpatriato e devono tornare in Italia per essere rimpatriati. Per cui questa persona si è solamente adattata in questo momento, diciamo, a quello che ha trovato, al fatto di fare il ministro, al fatto di essere appoggiato a livello di governo. Poi, breve passaggio, prima ho sentito qualcuno che dice perché tanto i magistrati non pagano mai. Guardate, io sono un uomo, come ho avuto l'occasione di dirlo, che proviene dal centrodestra. Per cui il centrodestra adesso vota sì, il centrosinistra vota no, non è vero nulla. Ho sentito gente di centrodestra che voterà no e ho sentito gente di centrosinistra che voterà sì. Tutte cose banali. Però io che ho avuto a che fare con la magistratura e che assolutamente potrei solo parlare male della magistratura nell'epoca in cui ho avuto una separazione difficilissima con mia moglie e lo confesso all'interno dello studio, per cui cose personali con cui ho avuto a che fare che sono state durissime, questa frase è di una banalità unica. E sapete perché ve lo dico che i magistrati non pagano mai? Perché anche i politici non pagano mai, perché in questo momento nessuno ha il coraggio di dire che c'è una certa signora Augusta Montarulli condannata per peculato ancora deputata, c'è Gian Giacomo Collovini che ha patteggiato 1 anno e 4 mesi che è ancora deputato, Andrea Del Mastro condannato a 8 mesi, c'è Novo Umberto Maerna condannato 1 anno e 2 mesi di truffa. Allora perché questi politici non possono andare a casa? Perché la Santanchè viene così tanto protetta in questo momento? Si può sapere cosa nasconde la Santanchè e qual è il motivo per cui tiene il governo per la coda, che non si riesce a fare nulla? Per cui dico, possono dire tutto quello che vogliono, io non dico a nessuno andate a votare per il sì, andate a votare per il no, si è parlato anche fin troppo, ognuno scelga in base alla propria coscienza, però che non mi si venga a dire che all'interno della politica, all'interno del governo non ci possa essere bisogno in quel momento di fare un po' di pulizia. Arrivederci, buonanotte.